Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Svelata l'identità del cadavere dentro un sacco a Milazzo, è un uomo di 84 anni ucciso a colpi di pistola, forse per vendetta personale. Rogo dell'Ecomac di Augusta, il sindaco denuncia l'azienda, valori di diossine e altre sostanze velenose sopra la soglia, allarme salute per i residenti e comuni investiti dai fiumi dell'incendio. Palermo, incidente con scuola bus, 8 bimbi in ospedale assieme a una maestra e al conducente, 4 i mezzi coinvolti. Corruzione all'Ars, nelle intercettazioni anche un sacerdote e il figlio di La Russa, ma non sono indagati. In arrivo la presentazione di una mozione di sfiducia al governo. Sanità in Sicilia, non è solo questione di posti letto che mancano, la NAO denuncia carenze di medici, morti evitabili e un sistema di emergenza al collasso. A Catania sit-in in piazza Università. A Catania in piazza Federico di Svevia una bara, lumini accesi per simboleggiare la morte del commercio dopo la pedonalizzazione dell'area. Calciomercato, salta clamorosamente l'affare Elia per il Palermo, ma i rosanero hanno già l'alternativa. A Catania diversi giocatori in uscita che non andranno al ritiro di Norcia. A Siracusa si lavora alla costruzione della rosa. Bentrovati. La squadra mobile di Messina e la procura di Barcellona stanno passando al setaccio la vita privata dell'uomo trovato cadavere ieri pomeriggio dentro un sacco nero a Milazzo, esclusa per il momento la pista della criminalità. Francesco Triolo. Ha un nome il cadavere ritrovato ieri pomeriggio a Milazzo dentro un sacco nero della spazzatura. Salvatore Italiano, 84 anni, abitava non lontano dal luogo dove è stato ritrovato, privo di telefono cellulare e documenti. Ma la vicenda è tutta da ricostruire. Gli agenti della squadra mobile di Messina, sotto il coordinamento della procura di Barcellona, stanno scavando nella sua vita privata per capire cosa possa essere avvenuto. Una delle piste seguite è quella della vendetta personale. Italiano era incensurato, aveva un magazzino dove teneva le botti e vendeva il vino proprio all'inizio di quella strada. Un carattere non facile, almeno così lo raccontano, aveva l'abitudine di denunciare per qualsiasi cosa che non gradiva. Il corpo ad una prima analisi non era in decomposizione e le sue condizioni aprono all'ipotesi che l'omicidio possa essere avvenuto nella mattinata di ieri o al massimo nella serata di mercoledì. Omicidio perché la presenza di almeno 2 fori di pistola, una alla testa e una al petto, lasciano pochi dubbi, almeno sulla modalità. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero rivelarsi decisive nell'individuare il passaggio di autovetture, compresa quella che avrebbe trasportato il sacco nero col corpo dell'86enne. C'è un'alta concentrazione di diossina e di altre sostanze velenose nell'area limitrofa alla Ecomac, lo stabilimento di Augusta che è distrutto da un grosso incendio. Il sindaco Di Mare denuncia l'azienda, mentre c'è un vertice in prefettura a Siracusa e nell'Interland la paura corre veloce. Francesco Aloi. Diossine e furani sopra la soglia limite, soprattutto nell'area limitrofa allo stabilimento Ecomac di Augusta e nella vicina Melilli. Sono i primi dati che emergono dai campionamenti di ARPA, dopo il grosso incendio di tonnellate di rifiuti, in gran parte plastica. Adesso per chi vive nell'Interland c'è preoccupazione. Abbiamo preso la decisione di comune accordo con tutta la giunta comunale e i rappresentanti del consiglio comunale di recarci presto alla stazione dei carabinieri ed esporre una querela contro tutti i responsabili delle fiamme che abbiamo visto in questi giorni. Mentre l'incendio, quasi una settimana dopo, non è ancora del tutto domato, in questi minuti in prefettura è riunito un tavolo tecnico a cui stanno partecipando anche ARPA ed ASP. Tra i valori che avrebbero superato la soglia limite, anche altri composti come benzene, toluene, propene e stirene, sostanze dannose che si sarebbero diffuse con velocità, favorite dal vento. Ma adesso ci si chiede quali possano essere le conseguenze per i residenti che non hanno rispettato le ordinanze di rifugio al chiuso. La plastica rilascia furani e diossina che sono considerati degli inquinanti cronici, cioè è difficile poi eliminarli, che vengono eliminati, ed è pericoloso anche per i terreni, per le persone e per gli animali.
Intanto i monitoraggi dell'ARPA proseguono, riflettori puntati anche sui campi, dove le diossine avrebbero potuto depositarsi. A Palermo ancora una volta uno scuolabus viene coinvolto in un incidente. In ospedale sono finiti 8 bambini, la maestra e il conducente del mezzo di trasporto. Indagini sono in corso a Brancaccio, dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto 4 mezzi. Tonino De Mana. A distanza di 10 giorni la storia si ripete, e sempre a Palermo. 8 bambini, la maestra e il conducente di uno scuolabus sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Brancaccio. Il mezzo, intestato al centro diaconale La Noce della chiesa valdese, è finito su 3 auto parcheggiate a ridosso del marciapiede. I bimbi sullo scuolabus, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati all'ospedale Buccheri La Ferla. Le loro condizioni non sembrano preoccupanti, così come quelle della maestra e dell'autista del mezzo di trasporto. Per agevolare l'azione dei soccorritori ed effettuare rilievi di legge, il tratto di strada in questione è rimasto chiuso per diverso tempo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica ed accertare responsabilità. A Palermo la polizia ha identificato e arrestato 3 giovani egiziani che alla Vucciria nel corso degli ultimi mesi si sarebbero resi protagonisti di una lunga serie di scorrerie con episodi di furti, rapine e passanti e spaccio. Nell'ambito dei servizi collegati al protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto, i carabinieri hanno invece identificato e denunciato 3 persone, un maggiorenne e 2 minorenni, accusati di aver aggredito per futili motivi i dipendenti di un noto locale del quartiere Calsa. Complessivamente sono state identificate 402 persone. La polizia di Lentini ha denunciato 7 persone per spaccio di stupefacenti. L'operazione ha permesso di eliminare una fiorente piazza di spaccio a conduzione familiare in cui venivano cedute quotidianamente più di 40 dosi di cocaina e crack. Gli investigatori avevano notato che il tenore di vita di tutti i componenti della famiglia era troppo elevato rispetto alle condizioni economiche dichiarate, avendo tutti a disposizione auto e case di lusso. Emergono altri nomi nell'inchiesta corruzione all'Arsa. Intanto le opposizioni alzano il tono dello scontro. Sentiamo Manlio Viola. Una mozione di sfiducia al governo, la annuncia il deputato Ismaele Lavardera, che punta a tornare alle urne. La mozione sarà presentata nelle prossime ore, dice il leader di Controcorrente, ma per essere trattata dovrà raccogliere consenso. È l'ultima novità politica nell'inchiesta sulla presunta corruzione fra Arsa e Regione Siciliana. Ieri sera PD e 5 Stelle insieme avevano chiesto una nuova seduta d'aula nella quale riferisca stavolta il presidente della Regione, annunciando contemporaneamente una mozione di censura pentastellata all'assessore Amata. Intanto continuano ad emergere nomi e dettagli nell'inchiesta. C'è un sacerdote, Antonino Treppiedi, organizzatore e curatore degli eventi di beneficenza della Fondazione Dragotto finanziati dall'Ars ma anche dalla Regione Siciliana. 100.000 euro per gli eventi del Natale e altri 25.000 euro per gli eventi dedicati alle donne. Parla a ruota libera con la Cannariato il sacerdote, ma i suoi toni non sono ecclesiastici. Trasuda livore verso l'ex direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterrosso, messa da parte proprio da Galvagno. C'è poi anche il nome di Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato. Neanche lui è indagato, ma la De Capitani è in fibrillazione per la visita importante in vista dell'accordo tra la Fondazione Federico II e la Pinacoteca di Brera. C'è un giro di telefonate nelle quali la Califfa, così la chiamavano, si vanta di aver stoppato il caso mediatico sulla mostra milionaria a Cannes. Ma sul fronte investigativo puro, l'unica cosa veramente rilevante è l'interrogatorio del nipote dell'assessore Amata, Tommaso Paolucci. Il giovane 18enne mette a verbale senza remore di non aver sostenuto un colloquio, di essere stato assunto da Marcella Cannariato perché è amica di sua zia Elvira Amata e di riferire direttamente a lei. Dichiarazioni che per la procura sono la conferma del patto corruttivo fra Amata e Cannariato, sancito proprio dall'assunzione e dagli alloggi forniti al ragazzo gratuitamente da Cannariato. La sanità siciliana è in coda al sistema italiano, ma non è solo una questione di posti letti. A denunciare le molte carenze i medici dell'Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri. Orazio Longo. Se è vero che si prospetta una perdita di più di 300 posti letto nella rete ospedaliera isolana, è anche vero che i problemi della sanità siciliana non si fermano lì. A dirlo sono i medici dell'ANAO, l'Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri, che si sono ritrovati a Catania in Piazza Università per un sit-in. Alcuni numeri: la mortalità cosiddetta evitabile, quella cioè che si potrebbe evitare con interventi sanitari efficaci, ammonta a 22 per 10.000 abitanti, la media italiana è di 19. Il sistema di emergenza-urgenza è pressato con circa 1,5 milioni
1.600.000 accessi ai pronto soccorso, dove le attese sono spesso lunghe e i medici lasciati da soli. Tempi lunghissimi anche per gli esami diagnostici, 77 giorni a fronte dei 43 di media nazionale. Ma lo scarto maggiore è nel tasso di emigrazione sanitaria, di chi insomma preferisce farsi curare altrove, 19,5% rispetto al 7,3% della media nazionale. L'aspettativa di vita in Sicilia è inferiore al resto d'Italia, 82 anni in Sicilia contro gli 83 anni della media nazionale, e questo vuol dire anche la qualità, si ripercuote sulla qualità delle cure. Il cittadino non rinuncia alle cure, siamo la percentuale più alta. La Sicilia è tra le regioni con il più alto ricorso a medici a gettoni. Nel 2024 la spesa è cresciuta del 20% a causa dell'insufficiente programmazione delle assunzioni e della fuga di professionisti verso altre regioni o settori privati. Chiediamo alla politica che un coinvolgimento, dei cittadini, noi rappresentiamo non solo i dirigenti sanitari ma anche i cittadini che curiamo. A Catania una bara e tanti lumini accesi per celebrare la morte della ristorazione in piazza Federico II di Svevia. I commercianti dicono le nostre perdite raggiungono il 70%. Tonino De Mano. Cosa rappresenta questa bara? La morte della ristorazione a Castellorsino. È ormai un funerale annunciato per i ristoratori di piazza Federico II di Svevia, alle prese con numeri da profondo rosso derivanti dalla chiusura per lavori del Castello Orsino e dalla pedonalizzazione, la cui istituzione, fortemente voluta dall'amministrazione Trantino, avrebbe portato alla desertificazione della zona. Ed ora si tirano le somme, i conti non tornano e i lumini si accendono. Possiamo quantificare il deficit? In questo momento siamo almeno al 70% nei confronti dell'anno precedente. Manca qualcosa per avvicinare le persone alla piazza. Non stiamo lavorando più, stiamo lavorando di meno del 70%. È un coro unanime. Alcuni ristoratori annunciano gravi perdite che, nella migliore delle ipotesi, portano a drastiche riduzioni del personale. Cosa dobbiamo fare? Stiamo chiudendo tutti quanti, stiamo mandando via a tutti gli operai, non c'è altra soluzione da poter fare. Persone purtroppo che sono state mandate a casa e persone che ancora teniamo, ma sempre dando più giorni liberi a settimana. Eravamo 22 tra sala e cucina, oggi arriviamo a 12 il fine settimana. Se dovessi sedere al tavolo con il sindaco Trantino, cosa diresti? Prima di sedermi al tavolo con il sindaco chiediamo un incontro immediato. Il rischio chiusura e la conseguente morte delle attività ormai sono dietro l'angolo. Vogliamo giustizia per Timida. La battaglia delle associazioni animaliste per la cagnolina di quartiere legata sui binari è uccisa a Siracusa. Spunta la confessione shock di un uomo. Sentiamo Emanuela Corsi. È proprio vero che la crudeltà dell'uomo non ha limiti e la tragica storia di Timida, un'anziana cagnolina di strada, ne è la dimostrazione. Timida e Tommy erano due cani di quartiere che vivevano da 12 anni in zona Lido Sacramento a Siracusa, accuditi da volontari delle associazioni che si occupavano anche di una colonia felina. Questa era la sua casa, non la dimenticheremo mai, soprattutto non ci fermeremo finché non ci sarà giustizia per Timida. Il 15 aprile scorso la colonia è stata distrutta, le cucce gettate in mare, mentre i cani sono spariti. Poi l'atroce scoperta. Timida era stata legata ai binari ed era rimasta lì, in agonia, finché un treno non l'ha travolta e uccisa. Una fine terribile che ha suscitato lo sdegno non solo in città, dove sono spuntati manifesti e foto dei presunti responsabili, ma anche nel resto del paese. Pochi giorni fa è spuntato un testimone, un muratore della zona, che ha rilasciato una piena confessione in procura. L'uomo ha raccontato di essere stato incaricato da un avvocato del posto affinché provvedesse, dietro compenso, a fare sparire i cani. Ho fatto sì, 350 euro, ho offerto. L'avvocato mi aveva detto a me di trovare qualcuno per sia levare cucce e svuotare tutto là, il tappeto verde, gatti e tutto. Significa, mi aveva detto, come mi ha detto l'avvocato, andata senza ritorno. Il muratore a sua volta si sarebbe rivolto a due giovani. E io gli avevo detto che non è cosa mia e ho trovato due ragazzi che si sono portati i cani. Dopo la denuncia non si è mosso nulla, dicono le volontarie, che chiedono giustizia per Timida. Perché davanti al nome del mandante si è fermato tutto. Dopo giorni di ricerche, Tommy, l'altro cagnolino, che è riuscito a scappare dai suoi aguzzini, è stato ritrovato e oggi è stato adottato da una famiglia. Adesso una breve pausa e ci vediamo tra poco.
Operazione Husky era il 10 luglio del 1943 quando gli alleati anglo-americani sbarcarono sulle coste siciliane dando inizio al lungo processo di liberazione dell'Italia dal nazifascismo. A Santa Croce Camerina nel Ragusano si è ricordato quel momento. Veronica Barbarino. L'estate del 1943 fu per la Sicilia un momento cruciale segnato dallo sbarco degli alleati anglo-americani, dai bombardamenti, dalla distruzione e da un profondo desiderio di pace. A oltre 80 anni da quei fatti, il 10 luglio la città di Santa Croce Camerina si è fermata per ricordare una data che ha segnato l'inizio di una nuova storia e le sue vittime. Era il giorno dell'Operazione Husky, un'azione militare che fu preludio alla caduta del fascismo e all'avvio del lungo processo di liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Una cerimonia commemorativa davanti alla riqualificata casamatta, simbolo vivo di storia restituita alla comunità. A 82 anni da quel giorno abbiamo la riqualificazione di questo luogo, di un fortino, del casamatta di Via Pirandello, che fanno parte della nostra storia, che vogliamo rivalutare e far conoscere alle nuove generazioni, alle scuole, agli appassionati. È giusto che ricordiamo le vittime di quel giorno santacrocesi che hanno perso la vita, civili, ed è giusto che ridiamo alla storia la giusta importanza. In un'epoca di conflitti riaccesi e tensioni globali, il valore di un ricordo condiviso diventa fondamentale per riaffermare un'identità collettiva basata sulla pace e sulla consapevolezza che ogni libertà conquistata oggi è figlia del sacrificio. Ad Acireale ha preso il via la rassegna cinematografica La sconfinata giovinezza di Pupi Avati. Si proseguirà anche questa sera. Sentiamo Desiree Ferlito. Grande partecipazione alla serata inaugurale della rassegna cinematografica La sconfinata giovinezza di Pupi Avati. La monografica, dedica al celebre regista bolognese, organizzata dalla città di Acireale con il patrocinio e il sostegno della regione siciliana, si è aperta ieri con i saluti istituzionali affidati al sindaco Roberto Barbagallo. Siamo contenti di avviare questa rassegna cinematografica che riguarda più che altro la figura di Pupi Avati, con una serie di film e una serie di interventi con attori dei film stessi. Storia di ragazzi e ragazze, proiettata a Villa Belvedere, ha visto la partecipazione degli attori Massimo Bonetti, Enrica Maria Modugno e il grande critico cinematografico Joan-Antoinette Gilly. Oggi il cinema italiano, fra l'altro, avrebbe bisogno di riprendersi, di trovare una nuova strada. E Pupi, per fortuna, ancora gode di grande stima in Francia. Il programma della rassegna continua questa sera alle 21 con la proiezione di Impiegati. Al dibattito che precederà il film interverranno Claudio Botosso e Nino Genovese. Domani, sabato 12 luglio, arriverà ad Acireale il grande protagonista della rassegna. Insieme al regista Pupi Avati saranno ospiti anche il produttore e sceneggiatore Antonio Avati, Katia Ricciarelli ed Enrico Loverso. Ad Agrigento l'omaggio a Pino Daniele con i musicisti storici di Nero a metà. Davide Sardo. Un'esplosione di ritmo, emozione e identità partenopea. Agrigento omaggia Pino Daniele con uno show che fa vibrare l'anima. Tutto cresce se ne va. A 45 anni dall'uscita di Nero a metà, gli storici musicisti di quell'album iconico si riuniscono nella cava di tufo del Teatro dell'Efebo per il Nero a metà Experience, evento clou del Festivale Off. Sul palco, tra gli altri, il basso travolgente di Gigi D'Arienzo e le tastiere di Ernesto Vitolo, protagonisti del sound inconfondibile di Pino. Un omaggio che attraversa le epoche tra soul, funk e poesia napoletana, perché la musica di Pino Daniele non ha mai smesso di parlare al cuore. Oggi a Sicilia 24 Focus Roberta Lunghi ospiterà in studio Sal Da Vinci, i suoi esordi, le canzoni della sua carriera, fino al successo di Rossetto e Caffè, I Love Sicilian,
di fine luglio nell'intervista su Telecolor e in streaming su siciliaweb.it. Appuntamento dunque alle 14.30 subito dopo questo telegiornale. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calciomercato, salta clamorosamente l'affare Elia per il Palermo. I rosanero però hanno già trovato l'alternativa ed è Gyasi dell'Empoli. Marco Gullà. Il calciomercato è fatto anche di dettagli e i dettagli in questo momento stanno clamorosamente facendo saltare la trattativa tra il Palermo e lo Spezia per Salvatore Elia. Quando tutto sembrava definito con un accordo raggiunto per un contratto triennale è arrivata una brusca frenata che ha irritato non poco la dirigenza rosanero. A far saltare l'intesa sarebbero stati alcuni dettagli che, come spesso accade nel calciomercato, possono fare la differenza. E il Palermo però non è rimasto a guardare e ha virtualmente chiuso per Emanuel Gyasi, esterno destro dell'Empoli, nato proprio a Palermo e già da tempo nel mirino del direttore sportivo Carlo Osti. Accordo praticamente raggiunto in attesa di essere ufficializzato. Verso Palermo anche Palumbo, con cui si sarebbe trovata una quadra. Niente Saric, che opta per altri lidi, al Modena andranno 2 milioni di euro. Intanto da oggi sono in vendita biglietti per l'amichevole di giorno 9 agosto tra il Palermo e il Manchester City, prelazione per gli abbonati, poi da giorno 18 vendita libera. Il Renzo Barbera, considerate le tante richieste, dovrebbe essere sold out. Si delineano i non convocati del Catania in vista del ritiro di Norcia, diversi giocatori in uscita. A Siracusa si lavora invece alla costruzione della rosa. Francesco Triolo. Le ufficialità sono attese a breve, ma intanto l'arrivo di alcuni giocatori al Massimino per sottoporsi alle visite mediche in vista del ritiro di Norcia che scatterà la prossima settimana danno già l'idea di chi potrà far parte del gruppo rossazzurro e chi no. Ci sarà nel nuovo Catania Thiago Casasola già in città, così come si attendono le ufficialità di Pieraccini e Donnarumma. Intanto tra i giocatori che resteranno fuori dai convocati spiccano i nomi di Anastasio, Guglielmotti e Montalto, per i quali si sta cercando una sistemazione o si sta lavorando alla risoluzione del contratto. Tra confermati e vecchie conoscenze di rientro alla base, Cicerelli, D'Andrea, Silvestri, ci sono inoltre alcune posizioni da chiarire. È il caso di Jimenez, la cui permanenza a Catania non è scontata. Il trequartista, che a metà della scorsa stagione sembrava uno dei punti fermi della squadra anche in ottica futura, ha destato l'interesse di altri club. A condizioni di mercato favorevoli, il giocatore può partire. In uscita c'è anche Mattia Maffei, lo scorso anno diviso tra Cavese e Trento. Anche a Siracusa si lavora alla costruzione della squadra. Gli azzurri ripartiranno da Sarao, Limonelli, Candiano, Bonacchi, tutti riconfermati. Il direttore sportivo Antonello Laneri è ancora da ufficializzare, ma è già al lavoro per il mercato. In base ai tempi di costruzione della rosa verrà decisa anche la data di partenza del ritiro. Il Trapani, club più attivo sinora, è sempre sulle tracce di Giacomo Corona, sul quale però adesso si è inserita anche la Juve Stabia, rendendo più complicata la trattativa. È tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.